Presento Antonio Milleddu, un grande artista sardo, autore di tante opere con stile moderno, futurista, Antonio, no? Ma non solo opere su tele, ma anche murales. Giusto, Antonio? Qualcuno sì. Qualcuno, qualche centinaio. No. Tantissime. Qui che cosa stai realizzando, Antonio? La dinamica di una ballerina. La dinamica di una ballerina. Danza. Ok, È una ballerina, non sono... è una sola e qua dà il senso del movimento, giusto? Raccontaci un po', prima mi dicevi che molte volte le tele le sfrutti su materiale riciclato o comunque le tele te le crei tu della misura che più ti piace, giusto? Anche il fondo, molte volte io ho visto tante tue opere che hanno un fondo, come? Materico. Un fondo materico con sabbia, malta e via dicendo. Giusto? Ecco, in quel caso gli dà una miscela di colori particolare. Rende Quando- il dipinto più materico. più materico e anche movimentato a volte, dipende dal soggetto, Sì, questa per giusto? esempio non è tela... Questa è una tela normalissima, sì. Però, che strumenti stai utilizzando? Che colori oggi? Pennelli. Acrilico? È acrilico. Acrilico. Sì. Un'opera del genere quanto tempo ci vuole per realizzarla? Per farla bene... un giorno. In una giornata. È un'opera anche abbastanza grande, no? 1,20 m sarà per 50? 60%. 60 per 120, sì, ce l'avevamo quasi. Niente, Antonio, io ti ringrazio. Facciamo un applauso anche ad Antonio Milleddu, che è un grandissimo artista. Grazie. E salutate anche Gezzino. Jez, che è il fedele compagno di Antonio, che sta qua. Ciao Jez, ciao campione.